È la prevenzione l'arma più efficace di una tra le malattie che più colpisce le donne, il tumore al seno. Combatterlo si può soprattutto attraverso lo screening. Il Veneto lo mette in campo per le donne a partire dai 50 anni d'età, chiamate a fare una mammografia ogni 2 anni. L'associazione Padova Bene Comune, dati scientifici alla mano, è pronta a scendere in piazza con una raccolta firme da consegnare al presidente Zaia e all'assessore alla sanità Coletto, perché si parte dai 40 anni e lo fa dalla storia di Maria Antonietta. Io l'anno scorso, a 47 anni, ho scoperto di avere il tumore al seno quando era già sintomatico e mi sono resa conto che se fossi stata coinvolta in uno screening e chiamata a fare la mammografia anche soltanto un anno prima, l'impatto sarebbe stato diverso, sarei arrivato a uno stadio diverso, con un'operazione, una terapia e un percorso molto diverso. I dati scientifici parlano chiaro, spiega Antonino Pipitone, medico e portavoce dell'associazione. Sono circa 600.000 le donne che dai 40 ai 50 anni in Veneto non hanno lo screening che dovrebbe, a nostro avviso, fare la Regione. La Regione Veneto oggi ha tutte le carte in regola, ha la civiltà culturale sanitaria per essere punto di riferimento a livello nazionale per questo problema. Il tumore non aspetta i 50 anni purtroppo. I dati internazionali dicono, e anche in Veneto, ogni anno abbiamo circa 4.000 nuovi casi di tumore al seno e a partire dai 40 anni il 30% più del 30% di tutti i tumori sono tumori al seno. Ogni sabato l'associazione sarà in piazza per la raccolta firme. Il modulo è scaricabile dalla pagina Facebook. La mia esperienza deve avere un senso e quindi se si riesce a far abbassare l'età di screening in tutta la regione Veneto, probabilmente sono tante le donne che ne potrebbero beneficiare e quindi questa è la cosa importante. Firmiamolo e fermiamolo.